Tutto pronto alla Pala Tarquini, è il pomeriggio di Ciampino Futsal Came Treviso, l'incontro valevole per la 21esima giornata delle Serie A New Energy. Brecca qui Palmegiani sulla tre quarti, ancora Palmegiani entra in area e chiude Pietrangelo che compie il primo intervento di questo match. Adesso però questo corner mette giù Sutton, alza verso Sacon, si coordina e c'è la rete! Si è tramutato in un assist. La volée di Sacon verso Sutton, si alza il Came, Peitaso verso Palmegiani, ci arriva ancora Federico Palmegiani e dice di no Pietrangelo che chiude il primo palo. Intanto è entrato Azzoni, i primi minuti del match per Azzoni, intanto Messina da fuori, la puntata ai due tempi la fa sua Pietrangelo. Dale Vicenza, tanto fa passare Sandro verso Freddi, finisce a terra, poi col mancino Casassa dice di no. Ferretti ci mette una pezza ma il pallone ancora nel Came, Sacon verso Giappa, Giappa tu per tu con Casassa su Sutton e Casassa, un super intervento. Riparte il Ciampino però con Palmegiani, ancora Federico Palmegiani verso Messina e c'è la rete di Giovanni Messina che a 13 e 8 secondi riporta il Ciampino sull'1-1 in pari. Sutton elude Faticuso, ancora Sutton sfonda per vie centrali e serve Sacon che prova il pallonetto, era uscito Casassa, pallonetto però che non c'entra lo specchio, non arriva per il passaggio verso Peitaso, possesso Came, col mancino e le spinge Casassa in tuffo sulla sinistra, sulla conclusione di Del Gaudio. Intanto brecca qui Sacon col destro e c'è il palo del Came, occasionissima per i trevigiani. Botosso col destro, pallone che finisce davvero di poco alla destra di Mirko Casassa. Turca ancora, serve Sutton sulla sinistra, ancora Sutton col mancino e chiude Casassa sul primo palo. Faticuso e Casassa subito a chiudere su Sutton, occasionissima dopo 10 secondi effettivi. Sutton verso Sacon, ancora Sacon, doppiatura in tripla battuta, viene anticipato già da Palmegiani, tu per tu con Pietrangelo, ha provato a incrociare, non c'entra però lo specchio Federico Palmegiani che ha sfiorato davvero un gran gol. Ancora il Came che prova a pungere e lo sa fare molto bene, una squadra organizzata come quella di Rocia. Dato Botasso sulla destra, pallone di un non nulla fuori. Ha tentato Botosso, ancora il croato, prova a liberarsi di Peitaso e c'è la traversa, il pallone è entrato, quindi gol di Sutton. Ferretti prova col destro e c'è la rete di Gianluca Ferretti che riporta il Ciampino in pari. Ma che gol ha fatto Ferretti! Rimessa Came verso Sacon, Giappa si gira e centra il palo alla sinistra di Casassa verso Faticuso, ancora Freddi col mancino, pallone troppo alto, ma Ferretti a tu per tu con Pietrangelo, ancora Ferretti, c'è spiegato il pallone, poi Messina e Faticuso salva sulla linea, forse di guida o Pietrangelo, lo vediamo in replay, ma si oppone nel migliore dei modi qui il Came. Faticuso di tacco verso Palmegiani sulla sinistra, Palmegiani ancora chiude a doppia chiusura del Came. Che cosa aveva fatto però Palmegiani? Chiedono forse un tocco con la mano, mette giù Sutton verso Giappa, su Sutton che sigla la tripletta, davvero un'azione letale, la palla ferma e a 10:21 il Came si riporta avanti nel punteggio. Freddi col destro, forse Freddi poteva fare qualcos'altro, intanto il pallone verso lo specchio e c'è la rete, la quarta rete dopo 15 minuti e 8 secondi. Messina ancora si alza, Giappa verso Faticuso e Freddi si divora un gol già fatto sul secondo palo. Faticuso non riesce a indirizzare in porta, viene raddoppiato di quella palla su, gol in caduta di Sacon, sigla la quinta marcatura
e quindi il Kame che ottiene questa vittoria per 5-2 sul Ciampino e sale a quota 32 in classifica.